Ewayu, ciao, bentornati sul canale di Super Allan. Io ovviamente non sono Super Allan, ma oggi siamo qui per il primo talent show della Villa Napoli Creators. Ciao ragazzi! Allora, come Super Waller, Ovviamente. Il gioco si chiama Dibattito Party, vince chi mi convince. Ci saranno le nostre due squadre che si sfideranno su tematiche controverse e dovranno avere un dibattito tra la tesi e l'antitesi. quante lauree ha? Tesi, non lo so. Che cosa vuol dire tesi e cosa vuol dire antitesi, Enzo? Ma fa una guerra. Come vedete qui c'è uno spinner che gireremo e in base a quello che capita, ovvero alla categoria che ci capiterà, andremo a leggere sulle carte che andremo in questo momento a mischiare. Ragazzi, se vi piacciono questi giochi e ne vorreste altri, lasciate un bel mi piace e un bel commento, mi raccomando, perché io sto investendo nei giochi. Ricordo lo store di Super Allan, Come si chiama, Enzo? Superwaller.it. Beh, ora, dato che tu sei il padrone di casa, potrai scegliere prima di pescare la carta se essere tesi o antitesi. Vai! Ok, quindi la scatola chiusa praticamente. Certo. Vai, sono la tesi. Da te. E allora spinna e pesca la carta. Spinno. Vediamo cosa mi esce. Ok, mi è uscito il simbolo del cuore. Vado a prendere la prima carta. Leggo, l'amore si costruisce. L'amore si costruisce nel tempo, ovviamente, cioè è ovvio, non è che... Sì, è ovvio, non siete d'accordo? In questo caso sì, che sei sparato con me. Sì, però è ovvio, non è una risposta. Cioè l'amore si costruisce perché è ovvio. Scusa, non aiutarli, loro stanno facendo la tesi e noi facciamo l'antitesi. Allora, l'amore... No, ma perché loro non l'hanno proprio presentata la Sono pure finiti i tesi. secondi, secondo me. Allora, signor giudice, l'amore si costruisce giorno dopo giorno, attraverso dei gesti, attraverso un sentimento che cresce, attraverso delle attenzioni che si danno alla propria donna, al proprio partner. Non nasce così di getto l'amore. Cazzata, perché l'amore è bello proprio quando c'è l'imprinting, ovvero che tu ti guardi per la prima volta negli occhi con la donna che ami, che amerai, e tu capisci già di amarla lì. Allora tu ci stai bene con una ragazza, soprattutto se per i primi istanti in cui stai insieme stai bene. Istanti intengo anche i primi appuntamenti. Non è amore nei primi appuntamenti, però là nasce l'amore. Quello è un colpo di fulmine. Quello è il colpo di fulmine. Quello è un Un'altra colpo- cosa. scusami, quello è un colpo di fulmine, però grazie al colpo di fulmine poi magari puoi costruire un amore, ma se non c'è il colpo di fulmine alla base, non c'è amore! Basta! Bravo! Bravo! Basta, è finito il dibattito, Agnese. Sentiamo la giuria cosa dice. Diciamo che è il primo round, vi dovete ancora Diciamo che la scaldare. gelosia non esiste. Sì, ma è pure, sono poco. Vabbè, La vittoria della prima manche va a Simone Crispo, è riuscito ad argomentare meglio. Non è possibile, come fate ad essere nervoso? Vince tutti pure i giochi! Enzo, ti schiero! Secondo round, Nunzia contro Sciale. Vai, Nunzia. Spinna. È uscito il fuoco. Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei e basta poco. I cellulari ti spiano. Allora, secondo me questa è una cosa vera, anche perché sono uscite varie informazioni al riguardo. Anche ad esempio Talking Tom, Ah, beh, allora no? Che uscì questa notizia dove appunto questo gatto ci spiava attraverso la videocamera. Ok, stiamo parlando di un caso unico e raro successo da quando ci sono questi smartphone. Bravo, Enzo. Io credo che se i cellulari ci spiassero già sarebbero online molte cose sconce, ma in realtà non ci sono. Però posso dire una cosa, ma secondo te quando noi pronunciamo un qualcosa, tipo ad esempio oggi voglio comprare Brava! un paio di Nike, perché c'è sempre pubblicità su Instagram? TikTok? Non è assolutamente vero. Perché? TikTok è l'algoritmo che ti propone quella cosa là. E allora, Tu in base a secondo quello te- che guardi, non allora, a quello che secondo te- pensi. secondo Attenzione. te, perché nel momento in cui dico ad Anna, Anna mi voglio comprare questo blush, perché mi esce tutte le storie inerenti a quel blush? Documentare. In che senso? Me lo devi documentare, non ti credo a parola. Me lo devi documentare questa cosa. Faccelo Vai, vedere. fammi vedere. Vai, parla vicino al telefono e vedi se ti esce il blush. Vai. Blush! Si vede che abbiamo acceso i motori, il dibattito è pian piano sempre più costruito, però una squadra secondo me non ha portato tesi abbastanza credibili, quindi il punto lo devo dare a Sciale. Gordo! Vai Enzo, dillo tutto, dici! Si becchio forte! Terzo round, Anna contro Fuse. Raga, occhio al mostro. Messaggio. Ok. In Italia le persone gesticolano di più.
Allora, secondo me è vero che in Italia gesticoliamo di più perché comunque l'italiano medio in generale è portato a esprimere i suoi sentimenti in modo molto ampio, Vero. in modo molto amplificato. Vero. Quindi, vedi, ecco, in questo momento Vedi come ci io sto gesticolando perché provo a farti capire e provo ad esporre la mia tesi per farti... Non sa che dire. Non ho gesticolato, hanno passato una pizza. Se ci aprissimo un po' di più, ragazzi, e non fossimo solamente nell'ambiente italiano, ma se magari fatto qualche viaggio, come sottoscritto, Guarda come non gesticola. vediamo Guarda la testa però. che insomma anche negli altri paesi esteri del nord-est, dell'Europa, in Spagna molto tranquillamente vediamo delle persone che gesticolano come non dice qui solo gli italiani, non gesticolano solamente gli italiani. Ma infatti molto, non dice ragazzi. gesticolano solo gli italiani, Di dice più. gesticolano di più. Non c'è nessuna statistica che mi afferma questo, quindi Invece sì, come? invece sì. Il giudice va danno, come fai quando parlo? poso la carta e poso anche te. No, io penso Ancora. che sia tu. Come Andre? Ancora. Ah! Oh! Giudice! Ma io ho finito il mio. Occhio, Il punto va a Anna. È tu porto! Quarto round. Christian contro Antò. Allora, pezzo! Vai, spinna. Ma se esce e non è uno spettacolo. Mi sento male. Messaggio, facciamolo vedere. Messaggio. Rimasto. Facciamolo vedere. Facciamo vedere Messaggio. Ah, che è rimasto che sei. Gli adolescenti puzzano. Tu sei un adolescente. Siete in merda. Me la potrei voto io. Vai. Io non sono veramente d'accordo perché comunque ogni. Porca troia, ma come facciamo a vincere? Raga, abbiamo vinto. Ragazzi, non capitare di sbagliare, dai. Di puzzare. Ma non ho mai visto una persona vincere senza neppure parlare. Come faccio a dire adolescenti? santo. Antonio non ha neanche dovuto parlare perché la tesi ha dato ragione all'antitesi. Raga, io mi sono spogliato di tutto, ho bisogno solo di un telo, una casacchina E 2 palle. e questo. Non mi serve più niente, è una gamma che mi riprende. Io farei Anna Nunzia. Attenzione, Nunzia contro la Min Yamanna. Vediamo. O la minchia la mal. O la minchia di Yamaha. Attenzione, signori, tabù. Esatto. Cos'è? Il tabù cos'è, il giudice? Il tabù vuol dire che puoi scegliere tu se essere tesi o antitesi. Ah, vabbè, io No, in sono anche- realtà Non era così. no, puoi scegliere una categoria a caso. Ah, ok. Anna, scegli la categoria Prima che la più ti categoria piace. e poi il Perché Ah, la piace. categoria! Il messaggio. Di notte si hanno le idee migliori. Raga, è mocio. Ermocio. Vai. Allora, di notte si hanno le idee migliori. Si è sempre detto, la notte porta consiglio. Semplicemente perché quando appoggi la Semplicemente Ermocio. Perché quando appoggi la testa sul cuscino tutti i pensieri svaniscono e quindi diciamo che soprattutto sul mondo del lavoro oppure quando una persona deve iniziare a costruire un qualcosa, un futuro, inizia ad avere idee, inizia a dire ma sai però magari posso fare questo, non so però magari posso fare quello. Allora, secondo me non è vera questa cosa, perché sinceramente di notte, cioè io almeno di notte quando vado ad appoggiare la testa sul cuscino è perché sono stanca. Io penso che la stanchezza può portare a delle idee non chiare. Cioè, magari non ripoggi la testa sul cuscino e scrollare TikTok. Certo. Quindi quando tu metti la testa sul cuscino e anche vuoi provare a... Ma tu c'hazzi... A TikTok, quindi consigliati, noi consigli. Simone, C'è, devi essere Simo. la parte dei giusti, non parliamo. Simo. Io intendo del fatto che tu quando poggi la testa sul cuscino non per forza vai a dormire. Ma quello sicuramente che non per forza va a dormire, ma comunque io penso che se una persona va a letto, si mette con la testa sul cuscino è perché effettivamente è stanca e certe volte la stanchezza può giocare un brutto ruolo. E Tu a quindi volte puoi non prendi pensare... il telefono e ti metti Certo che perché prendo il magari telefono, ma ti quando metti a stiamo letto e parlando non del hai telefono, sonno. non stiamo parlando del telefono, stiamo parlando di idee. Non O ti è mai belle- venuta un'idea mentre tu eri a Certo, letto? tutte le idee che ho fatto effettivamente dalla stanchezza non si sono rivelate buone. C'è stata una frase in particolare che mi ha convinto dell'antitesi, che spesso la notte porta consiglio ma di idee sbagliate per la stanchezza. Non ci Quindi, credo. Godo! quindi tutto per l'antitesi. Vai, scrolla, spinna. Contro chi? Messaggio contro Super Wallera. La beneficenza fa bene a chi la fa. Posso raccontare della mia esperienza che non ho beneficiato, non ho mandato in beneficenza tantissimi soldi, ma per quelle poche volte che l'ho fatto
mi sono sentito bene con me stesso, perché in primis è una cosa che mi sono sentito di fare, in secondo luogo penso di aver dato una mano a una persona magari in difficoltà e quindi mi sento meglio con me stesso, tutto qua. La beneficenza non fa bene a chi la fa perché non tiene più un euro a roba da sacca. Cioè semplicemente per questo non fa proprio bene la beneficenza. Nessuno darà niente ma senza niente. A questo punto, proprio per l'ultima frase che mi hai detto, do il punto alla tesi perché la beneficenza a questo punto si fa per avere qualcosa in cambio indietro di bene, quindi la beneficenza fa bene. Ho avuto pure qualcosa indietro in questo momento. Bene, quindi siamo 3-3. Dai, chi la fa vince. Chi la fa la vince. Vai io, allora punto? Vai Simone, allora chi la fa? contro Antonio. Beh, questa sarà una bella sfida secondo me. Noi Prego. siamo la tesi, Anto, vai. No, facciamo il tocco perché Fagli il tocco, vai. Per me, a te 1, 2, 3. 1, 2. Tu la tesi e io l'antitesi. Tabù. Scegli un tema. Meglio avere pochi amici ma stretti. Noi comunque che frequentiamo ambienti e circoli dove incontriamo tante persone, abbiamo tanti contatti, però alla fin fine quando tu hai dei problemi, quando tu devi veramente sfogarti con qualcuno, lo fai sempre con quei pochi fedeli che conoscono tutto di te. Solo alcuni amici possono conoscere tutto di te, non tutti. Perché sì, l'amicizia è una cosa seria, è una cosa fondamentale e soprattutto puoi portarti dietro poche persone, perché solo pochi ti seguiranno, non tanti. Non il gregge di pecore che è passato prima. Convertitevi! La cosa è molto facile per comunque essere convincenti, visto che siete la tesi, però comunque nel corso della tua vita tu cambi tantissimo le amicizie, quindi quegli amici che tu reputi stretti, magari poi negli anni li perdi e reputi stretti allo stesso modo altri amici che hai fatto nel corso del tempo. Ti faccio un banalissimo esempio. Vai. Alle elementari avevi dei migliori amici, alle medie avevi dei migliori amici, alle superiori avevi dei migliori amici, inizi l'università, ti fai un'altra amicizia, frequenti altre persone, i tuoi segreti non li racconti più al tuo amico delle medie, ma li racconti al tuo amico dell'università, appunto. Finita l'università inizia l'ambiente lavorativo, nell'ambiente lavorativo conosci tante persone, magari ti trasferisci, cambi paese, cambi amicizie, quindi Cambia il gioco. ci sta avere pochi amici, ma non sono sempre quelli stretti, perché gli amici stretti comunque tu, in base a che rapporto hai con una persona, lo reputi amico stretto o no. Super cazzo. Quest'ultima manche è stata vinta Simo calmo. da Antò. Complimenti ragazzi! Siete campioni del primo talk show della Villa Napoli Creative. Allora, convertitemi all'antonesimo. Allora, vogliamo fare veramente, mo colgo l'occasione, l'ultima proprio. Napoli Creators maggiore Elitz, tesi e antitesi. Wow! Tu sei la tesi, perché il Napoli Creators è maggiore degli Elitz e invece Andrea è l'antitesi. Bene, io già ti asfalto, fra. Perché il Napoli Creators è maggiore degli Elitz? Perché Napoli credo fa i tornei e Elitz no. Perché è un progetto migliore. E se vai a vedere che Elitz nel corso degli anni hanno avuto, diciamo, il loro calo. E quindi non sono stati costanti come dovevano essere. Ok, io ti faccio vedere il mio fatturato dal 2020 al 2024 con gli Ritz. Basta guardare quello per capire chi sono i migliori. Bene signori, finisce qui questo talk show, spero vi siate divertiti. Se va a fugare se volete altri giochi del genere, perché ne ho una marea, giochi lì dentro. Commentate, 60 euro. commentate qui sotto nei commenti se il Napoli Creators è maggiore degli Elitz o gli Elitz sono maggiori del Napoli Creators. La vostra tesi e la vostra antitesi, vi leggeremo tutti. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, continuate a seguirci e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!